Un violento nubifragio ha avuto luogo stamani su tutta la città di Agrigento e nei paesi limitrofi. Una forte grandinata ha investito la città dei Templi, creando disagi alla circolazione. Fiumi d'acqua piovana per le strade del centro, le frazioni del villaggio Mosè di San Leone, con conseguenti difficoltà nel transito veicolare andato in tilt. Quello di oggi è il primo vero temporale dell'anno, dopo giorni di bel tempo e di mancanza di piogge, che ha determinato conseguentemente problemi all'agricoltura locale e nella distribuzione idrica con gli invasi semivuoti. Il cielo pumbro e la pioggia dovrebbero proseguire per tutta la giornata di oggi e, secondo le previsioni, anche per quella di domani. In particolare il flusso d'acqua delle piogge si è riversato in piena Valle dei Templi, creando difficoltà alle macchine in transito. Pochi giorni fa un'allerta meteo è stata dirmata dalla Protezione Civile. Intanto, in una nota stampa, Mare Amico evidenzia come ogni volta che piove a San Leone succede questo, come si vede nel video, ma non si tratta di una cosa normale, perché questo pozzetto dovrebbero solo transitare le acque nere. Se quando piove il pozzetto scoppia è perché ci sono un numero impressionante di bypass tra le acque bianche e le acque nere. Il risultato finale è che quando piove la fogna finisce in mare.